Buongiorno a tutti, ringrazio tutti voi che siete venuti qua oggi a questo incontro, ringrazio i nostri relatori, il dottor Luca Fregon della VEPA e il dottor Fregolente, del direttore dell'ufficio repressione frodi, che non si chiama più così ma si chiama Istituto Controllo Qualità Repressione Frodi, giusto? E gli argomenti oggi sono due, uno di grande attualità, uno è il passaggio storico dai diritti in viticoltura alle autorizzazioni. È finito un periodo con il 2015, se ne apre un altro con le autorizzazioni. Doveva essere o dovrebbe essere un momento che portava al libero mercato anche il settore vitivinicolo, come è successo con l'abolizione delle quote latte in tutta Europa, ma di fatto le autorizzazioni, a mio avviso, poi se ne parlerà meglio il nostro relatore, è ancora un sistema di controllo delle superfici, in quanto non si potrà piantare se non si hanno le autorizzazioni. Quest'anno è il primo anno e tra poco è già aperto un bando di richiesta, perché ogni Stato ha una possibilità ogni anno di dare una certa superficie di autorizzazione. L'Italia ha scelto una certa percentuale, che circa l'1% della sua superficie, e adesso c'è un bando dove uno può fare richiesta per accedere, poi chiaramente in base alla disponibilità che ci sarà ci saranno le assegnazioni. Altra cosa che ci sono state proroghe, poi ci parlerà il dottor Fregolente, invece è la dematerializzazione dei registri di cantine. E da giugno dovrebbe diventare operativo, e anche questo è un argomento di grande attualità e anche direi un passaggio importante. Per cui noi abbiamo intitolato il convegno Le nuove regole in viticoltura, e nuove regole che noi ci auguriamo che siano anche una semplificazione, cioè il fatto di non avere più diritti alle autorizzazioni, il fatto di non avere più registri cartacei ma avere quelli informatici, sia anche una facilitazione, una semplificazione, e dovrebbe essere una sburocratizzazione. Però non so se così effettivamente lo sarà, perché almeno personalmente io vedo che i sistemi informatici che abbiamo adottato negli ultimi anni in agricoltura non è che abbia portato a una riduzione di quelli che sono gli adempimenti, ma mi pare che abbia portato a un aumento di quelli che sono gli adempimenti stessi. Per cui tutta questa semplificazione devo dire che non è che la vedo tanto. Mi auguro che non sia così in questo caso. Io lascerei subito la parola al dottor Fregon, che ci illustra il discorso, il passaggio dai diritti alle autorizzazioni. Grazie. Grazie della presentazione, ringrazio anch'io per l'invito, porto i saluti anche del mio direttore Fabrizio Steda e a tutta la platea. Ringrazio Confagricoltura che si dà questa possibilità, insomma, di parlare di quello che sarà il nuovo, insomma, gestione dell'ospedale Viticolo Veneto, di quello che sarà appunto la possibilità di impiantare vigneti nel territorio veneto. Mi collego un po' a quello, alle premesse. Effettivamente non cambia moltissimo, cioè rispetto alla precedente programmazione. Non si parla più di diritti, quindi questa parola, insomma, che avevamo conosciuto sparisce, ma cambia soltanto il nome perché si chiameranno autorizzazioni. La cosa principale è che dal 1° gennaio i diritti non possono, le autorizzazioni possono essere più trasferite da un'azienda all'altra, quindi non ci sarà più questo problema della acquistare, del fare atti notarili, del fare scritture private per portare i diritti da un'azienda all'altra. Questo può essere visto come un adempimento in meno, può essere visto anche comunque con una limitazione nel poter fare attività propria viticola piuttosto che altra. Se uno decide di rinunciare, ovviamente rinuncia, ma sa che perde quella
quell'importo, quell'aiuto che era previsto per la vendita, chi decide di piantare non può aumentare la propria superficie se non con determinate regole. Il tutto nasce nel 2000, ho messo un po' di riferimenti normativi, però non mi intendo, sono sui riferimenti, e nasce nel 2008 quando la Commissione, una precedente riforma, aveva detto che dal 2016 avrebbe chiuso la partita con i diritti. Poi c'è stata parecchia attività tra gli Stati membri su chi voleva che i diritti continuassero a rimanere, altri che invece, soprattutto i paesi del nord, dell'Europa del nord, che volevano che questo sparisse. In realtà quello che ne è uscito è un po' quello che andremo un po' a vedere e quello che hanno deciso con i regolamenti 1308, che è quello del Consiglio, e poi quelli invece attuativi della Commissione, che sono quelli delegati esecutivi, che è il 560 e 561. A questi sono susseguiti recentemente, peraltro, un decreto ministeriale, quello del 15/12/2015, e una circolare AGEA, per dirvi, è riportata la data di febbraio di quest'anno, che ha definito un po' le regole di come devono essere gestiti. Io insomma li ho messi lì, se poi qualcuno insomma, gli interessa può andarsi a leggere cosa prevedono. Come dicevo, così come è stato stabilito nel 2008, dal 31/12/2015 è finita la questione dei trasferimenti dei diritti. Come sapete molti di voi, con il 31/12 è stata data la possibilità di acquistare, il Veneto ne ha acquistati diversi diritti da fuori Veneto. Tenete presente che sono stati acquistati circa 10.000 ettari negli ultimi mesi dell'anno, quindi vuol dire che insomma aumenterà comunque il potenziale Veneto. Oggi il potenziale superficie abitata siamo sugli 80-81.000 ettari, con 10.000 ettari in più che andranno piantati nei prossimi anni arriveremo a circa 90.000 ettari. Tenete presente che oltretutto in portafoglio abbiamo circa mediamente negli ultimi anni un 5.000 ettari che derivano da estirpi e rimpianti, quindi le aziende insomma, per il rinnovo dei vigneti estirpano e venivano rilasciati un diritto, e in questo momento oltre ai 10.000 che abbiamo acquistato abbiamo circa 5.000 diritti, quindi abbiamo in portafoglio Veneto oltre ai 81.000 ettari che abbiamo impiantato, abbiamo altri 15.000 ettari di diritti che dovranno essere trasformati in autorizzazione. Faccio un passo indietro perché abbiamo diritti oltretutto che sono scaduti prima della riforma precedente, prima del 2008. Questi diritti avranno una scadenza che è prevista, quella naturale, cioè quelli rilasciati prima del 1° agosto 2008 non avranno una scadenza che adesso vi dirò per tutti gli altri, avranno una scadenza naturale. Allora ci sono dei diritti acquistati dalla Sicilia, ad esempio stipulati prima di quella data, prima del 2008, che dovranno essere impiantati entro il 31/7/2016. Questi hanno scadenza naturale perché sono stati creati prima della precedente riforma, prima che venisse stabilito che nel 2015 si chiudeva la questione dei diritti, quindi questi dovranno, per chi ne ha in portafoglio, attenzione che dovrete impiantarli per forza, altrimenti perdete il diritto, entro luglio di quest'anno. Questo è già, non ce ne sono molti, ma ce ne sono in alcuni portafogli di alcune aziende. Tutti quelli invece generati dopo il 2008, 1° agosto 2008, sono stati messi come scadenza, così come prevedeva il regolamento, al 31/12/2015, e questi hanno la possibilità di essere trasformati in autorizzazioni. Cosa vuol dire? Che questi, prima di essere utilizzati, devono essere richiesti con una domanda, quindi non sarà una semplificazione in questo caso, ma sarà una procedura amministrativa, perché così prevede il regolamento. Poi vi dico anche il motivo, perché non è proprio così, insomma, che si poteva passarli secondo me tutti in automatico, tutti con una scadenza a 3 anni. In realtà la domanda per il trasferimento da diritto in autorizzazione deve essere fatta una domanda da parte dell'agricoltore. Perché? Perché la possibilità di questi diritti è quello che un agricoltore può decidere di trasformare il diritto in autorizzazione entro il 31/12/2020. Quindi cosa avete? Avete 5 anni
per richiedere di trasformare questo diritto in autorizzazione. Cosa succede? Che una volta che l'avete trasformato, queste autorizzazioni si chiamano più diritti, diventeranno autorizzazione e avete 3 anni per utilizzarli. Allora cosa succede? Che se voi lo chiedete oggi o se noi avessimo trasformato tutti questi diritti, 15.000 ettari in questo momento, vi ho detto 15.000 ettari, e avessimo trasformati tutti in questo momento, voi avreste avuto 3 anni per impiantarli, perché questo il regolamento prevede 3 anni per impiantare un'autorizzazione. Trasformarli tutti vi avremmo preso 5 anni di vita di questi diritti. In questo modo invece voi sapete che avete voi sapete che avete la possibilità di decidere quando impiantare, e 3 anni prima o un anno prima chiedete di trasformare i diritti in autorizzazione. Da quel momento avete 3 annualità per poterli trasformare. Cosa vuol dire? Che in questo momento tutti quei diritti che sono 15.000 ettari, a parte alcuni, pochi insomma, avete tempo fino al 2023 per impiantarli, quindi 8 anni, così come era previsto nella vecchia programmazione, 8 anni per impiantare. Attualmente, guardate, le regole sono state date, avete visto la circolare già è uscita a febbraio, stiamo implementando il sistema. In questo momento effettivamente il sistema non vi permette di trasformare i diritti in autorizzazione, perché niente, una volta uscite le regole dobbiamo insomma modificare i sistemi applicativi, e stanno rilasciando in questi giorni, era previsto entro fine marzo insomma il rilascio di tutto, hanno rilasciato qualcosa, quindi dai primi di aprile, comunque dal mese di aprile, dovremo essere in grado di darvi la possibilità di trasformare il diritto in autorizzazione e poi di fare le varie procedure che adesso vi vado a illustrare. Quindi questo è tutto quello che riguardano i diritti e che devono, come dicevo, essere trasformati in autorizzazione. Altra cosa che cambia è la comunicazione di estirpo. Voi eravate abituati, e rimarrà così anche adesso, prima di fare un estirpo di chiedere l'autorizzazione, quindi questa cosa rimane. Noi dobbiamo verificare che effettivamente ci sia una superficie evitata e una volta verificato vi autorizziamo a estirpare. Una volta estirpato invece la comunicazione a fine lavori estirpo cambia. Perché cambia? Anche qua sempre per il motivo che avete 3 anni per impiantare. Cosa succede? Nel momento in cui avete finito di estirpare, eravate abituati a fare la comunicazione a fine lavori estirpo. La fate ancora adesso questa operazione, in realtà avete 2 possibilità in questo caso. Potete chiedere di trasformare subito quella superficie in autorizzazione e sapete che a quel punto, nel momento in cui avete comunicato la fine lavori, voi avete 3 anni per impiantare, sempre quei 3 anni che sono i 3 anni stabiliti dai regolamenti. Quindi se oggi comunicate una fine lavori, oggi è il 15 di marzo, sapete che dovete impiantarle entro il 15 marzo 2019. Avete però un'altra possibilità, cioè quello di non trasformare subito i diritti in autorizzazione, ma avete la possibilità di trasformarlo entro 2 campagne successive. Cosa succede? Che quindi avete 2 anni in più, 2 campagne, in realtà un po' più di 2 anni, dipende da quando avete fatto l'estirpazione, e a questo punto avete 2 anni per trasformarlo in autorizzazione e poi 3 anni per impiantare, quindi torniamo un po' ai 5 anni che erano sempre stati concessi al Veneto per impiantare un'autorizzazione. Ora, questa può essere vista, anche questa, come un aggravio, perché dovete ricordarvi, se non avete trasformato in autorizzazione, di farlo, perché se non l'avete fatto subito con la prima domanda dovete poi ricordarvi di farlo, però dall'altra parte vi dà la possibilità, se uno sa che non riesce a impiantarlo nel giro di un paio d'anni, sapete che avete la possibilità insomma di rimpiantare il vigneto dopo 5 anni. Questo, ripeto, per mantenere la situazione un po' invariata come era attualmente. Tenete presente che anche oggi in Veneto erano sempre stati concessi 5 anni e tutti gli anni avevamo diritti che andavano in riserva. Cosa vuol dire? Che avevamo diritti che i proprietari, i conduttori non li utilizzavano e che quindi andavano in riserva e poi venivano dati. Sapete, ogni tanto, anche recentemente è stato fatto un bando, l'anno scorso a fine anno è stato fatto un bando con cui sono stati assegnati a chi voleva insomma acquistarli questi diritti.
non sarà più possibile questa cosa, quindi una volta che uno non avrà utilizzato questi diritti verranno persi e verranno quindi persi dal potenziale viticolo regionale o nazionale. La comunicazione fine lavori, rimane legata al fatto che dovrà essere fatta solo dopo che avete trasformato i diritti in autorizzazione. Quindi in questo momento, siccome abbiamo appena detto che gli applicativi sono fermi e stiamo modificando le procedure, se voi mi comunicate, fate una finite un vigneto e lo finite in questi giorni, non riuscite a comunicarmi la fine lavori. Ma non lo potete nemmeno fare perché per le fine lavori che sono eseguite dal 1 gennaio 2016 fino al 2030, se non sbaglio, rimarrà necessario avere un'autorizzazione. Quindi non è necessario avere un diritto, è necessario che quel diritto venga trasformato in autorizzazione e poi, una volta che è stato trasformato, potete comunicare la fine lavori. Quindi in questi giorni ad esempio ci chiamano: ma io posso impiantare i vigneti? In realtà potete farlo, perché se avete un diritto potete farlo, avete la possibilità, insomma avete il potenziale per farlo. Non potete comunicarlo perché è un problema appunto amministrativo, informatico che non abbiamo aperto, però nel prossimo mese, io spero a fine del prossimo mese, che voi possiate farlo. È ovvio che lo fate comunicandomi dopo che avete trasformato l'autorizzazione. Quindi se avete trasformato l'autorizzazione ai primi di marzo, mi comunicherete che avete finito l'impianto al 30 di aprile, adesso dico una data a caso, insomma. Quindi non vi sto dicendo che non potete impiantare, vi sto dicendo che dal punto di vista amministrativo cercate di mettere in fila queste richieste, insomma, se volete burocratiche, ma che sono necessarie. In questo momento però è attivo ad esempio tutta la procedura che era valida fino al 31/12/2015. Quindi cosa vi sto dicendo? Che se avete comunicato, fatto un vigneto entro il 31/12/2015, quindi l'anno scorso, voi potete comunicarmi la fine lavori con la metodologia che era presente prima di queste modifiche. Anzi, vi chiedo, se avete comunicazione di fine lavori impianto, se avete comunicazioni di estirpo avvenute precedentemente al 31/12/2015, fatele. Perché vi dico questo? Perché una cosa è che ad esempio tutti i diritti andavano comunicati a livello nazionale entro il 1 di marzo 2016. Non l'abbiamo ancora fatto perché, se volete, non abbiamo le procedure per comunicarlo, però prima o dopo arriveranno e noi comunicheremo qual è il nostro potenziale. Probabilmente nel potenziale mancheranno sicuramente estirpi che molti agricoltori non hanno ancora comunicato. C'è da comunicare anche qual è la superficie evitata e poi vi spiegherò perché è necessaria sulle nuove autorizzazioni. È ovvio che se non abbiamo le comunicazioni di fine lavoro impianto non potremo dargli la situazione attuale potenziale del Veneto. Quindi tutto ciò che è stato impiantato prima del 1 gennaio lo potete fare e vi chiedo di farlo il prima possibile per dare una situazione aggiornata del potenziale Veneto. Altra cosa che viene modificata, ma in realtà devo dire che eravamo in Veneto, eravamo abituati, per noi 60 giorni, allora, ripeto, in Veneto la comunicazione di fine lavori era lasciata libera, quindi uno era abituato di comunicarla quando doveva andare in produzione. Quando è che va in produzione? Al secondo anno, perché sapete al primo anno i vigneti producono 0, al secondo anno possono dichiarare il 60%. Oggi la comunicazione di fine lavori va fatta, è prevista insomma dal decreto ministeriale, deve essere fatta entro 60 giorni. Non sono in questo momento previste sanzioni, però mi raccomando, cioè un po' per quello che vi dicevo prima, avere il potenziale servirà poi per attribuire quali sono le superfici nuove che possono essere autorizzate con il bando che prima vi dicevo all'inizio e poi adesso vi andrò a illustrare un attimo. Quindi voi avete 60 giorni per comunicare la fine lavori
e vi chiedo insomma magari di non aspettare un anno e mezzo come succedeva spesso e sta succedendo per gli impianti che vengono comunicati in Veneto. Rimpianti anticipati non cambiano molto, in Veneto non viene utilizzato molto questa pratica, ma ce ne sono, qualche centinaio di ettari tutti gli anni vengono rimpiantati con un rimpianto anticipato. La cosa che cambia fondamentalmente è che mentre attualmente fino al 2015 c'era l'estirpo doveva avvenire dopo 3 anni dall'impianto, adesso avete 4 anni per poter estirpare. È una possibilità, non so se è vantaggioso o no, insomma ogni agricoltore deciderà in quel momento se il suo vigneto è più produttivo quello vecchio o se è più produttivo quello nuovo. Conoscendo che in Veneto entro in produzione al 3° anno, se il vigneto insomma nuovo produce più del vecchio, credo che sia prima viene tolto il vecchio, prima si riesce a produrre quel nuovo, perché sapete che il rimpianto anticipato non è che un impianto possono produrre tutti e 2 i vigneti, uno dovrebbe produrre e l'altro non dovrebbe produrre, o meglio il prodotto dovrebbe essere consegnato, che viene consegnato alle cantine o che viene utilizzato per essere trasformato, solo una parte dovrebbe essere trasformato, l'altro non dovrebbe essere trasformato. Quindi insomma qua secondo me è una possibilità in più per quelle situazioni in cui i vigneti entrano in produzione dopo il 3° anno, quindi avete 4 anni per poter estirparlo. Passiamo alle nuove autorizzazioni invece, perché quindi sono state messe a livello comunitario dei blocchi, non si possono più trasferire i diritti da un'azienda all'altra, da una regione all'altra, quindi potenzialmente un'azienda, se oggi ha 5 ettari, 10 ettari, manterrà quella superficie per sempre, perché non potrà aumentarla. In realtà la possibilità di aumentarla è prevista grazie a questa nuova procedura, che è quella delle nuove autorizzazioni. Cosa prevede la normativa? La normativa prevede che ogni Stato membro possa assegnare ogni anno l'1% a livello nazionale della propria superficie vitata che ha. Quindi prima vi dicevo, prima comunicate il fine lavori, prima aumentiamo il nostro potenziale che viene fotografato al 31 luglio di ogni anno. Quindi una volta fatta la fotografia verrà assegnato l'1% di quello che è il potenziale nazionale e poi anche il potenziale veneto. Perché? Perché in questo momento la scelta che è stata fatta è stata quella di fare una domanda nazionale, quindi in questo momento sono aperti gli applicativi a livello nazionale per presentare domande di richiesta di nuovi impianti che vengono rilasciati appunto e sono nuove autorizzazioni. L'apertura è prevista ed è aperta in questo momento, sarà ogni anno dal 15 febbraio al 31 marzo la possibilità di fare domanda. I primi giorni del 15 febbraio avevano detto che era aperto, poi in realtà è successo qualche settimana che il sistema funzionasse. Oggi il sistema funziona, si stanno caricando le richieste. Stamattina non ho chiesto qual era la situazione, sono fermo la settimana scorsa. In Veneto la settimana scorsa erano stati chiesti 2200 ettari. Tenete presente che 2 giorni prima erano 1600, visto che ho sentito però, e quindi in un paio di giorni sono stati caricati 600 ettari. Sembra che quindi insomma, ci sia una buona richiesta dal Veneto, era la regione con un maggior numero di maggior richieste in ettari. Questo martedì scorso, stamattina ripeto, non l'ho chiesto a distanza di una settimana, ma se tanto vi dà tanto all'aperto da una settimana, quindi una settimana 2000 ettari, penso che oggi sarebbero circa 4000, insomma, se è la prima settimana di richieste di ettari. Qua quali sono i vincoli? Non ci sono vincoli, l'unico vincolo che il sistema nazionale prevede è che ci sia una superficie, ci sia un fascicolo valido, quindi che ci sia un'azienda agricola e che ci sia una superficie su cui impiantare il vigneto. Cosa vuol dire? Che se avete dei seminativi potete chiedere, se avete un bosco ovviamente non potete chiedere di impiantare un vigneto, se avete dei vigneti non potete chiedere, perché se avete tutta la superficie già impegnata non potete chiedere diritti. Quindi io so che dei controlli che fanno è che ci sia praticamente una superficie utilizzabile, impiantabile con la superficie che richiedete. Quindi uno ha 100 ettari di seminativo, per assurdo può chiedere 100 ettari di nuove autorizzazioni. Non ci sono priorità in questo momento, non c'è nulla previsto, c'è solo previsto che alla fine, sulla base delle richieste,
verrà distribuita in modo proporzionale. Quindi se vengono chiesti 10 volte tanto, la potenzialità che può essere data verrà dato un decimo di quello richiesto. Quindi se uno chiede 10 ettari e la superficie è superiore al 10% del potenziale, verrà assegnato un decimo, quindi un ettaro. Qual è la situazione attuale? A livello nazionale ci sono circa 640-650 mila ettari, quindi quello che è previsto è che vengano assegnati 6.400-6.500 ettari. In prima battuta è previsto che siano assegnate a ogni regione i propri diritti, quindi se il Veneto ha 80.000 ettari, dicevo prima 80.000 ettari, verranno assegnati 800 ettari, quindi sicuramente porteremo a casa gli 800 ettari, verranno distribuiti gli 800 e non i 2200 che vi dicevo prima che sono già stati richiesti, oggi saranno di più, ma per dire già abbiamo superato il nostro potenziale. Se poi le altre regioni non chiedono la loro disponibilità, quella disponibilità verrà distribuita in quelle regioni dove è stata chiesta una maggiore superficie, un maggior numero di autorizzazioni. Cosa vuol dire? Che porteremo a casa sicuramente gli 800, se siamo fortunati, se le altre regioni non richiedono, dovremo riuscire ad avere qualche ettaro in più. Però sappiate che oggi, così come stabilito, è che prima ci sia una suddivisione, ogni regione la loro quota, e poi successivamente qualcosa in più se rimane. Le autorizzazioni sono gratuite, non si deve pagare nulla, a differenza di quello che eravate abituati con la riserva regionale. Non possono chiedere, cioè le superfici rilasciate con queste autorizzazioni non possono essere oggetto di aiuti comunitari, cioè nel senso non potete chiedere il piano di ristrutturazione e riconversione di fibra, quindi sapete che una volta che li avete ricevuti dovete impiantarli senza fondi, aiuti ulteriori. Le assegnazioni sono previste che siano fatte entro il 1° di giugno, quindi il 31 marzo vi ho detto si chiude questa richiesta, saranno fatti dei calcoli, non ci saranno da fare grosse istruttorie e verranno definiti a livello nazionale quali sono le superfici che la Regione Veneto in questo caso potrà autorizzare e verranno comunicate agli agricoltori. È previsto che se l'assegnazione è inferiore al 50% di quello richiesto, un agricoltore possa anche rinunciare, nel senso che prevedo, cioè uno che aveva chiesto di piantare un ettaro, per assurdo gli viene concesso 1000 metri, uno dice io 1000 metri c'è inutile che mi metta a fare affidamento e quindi può rinunciare. Dico questo perché se nel caso in cui uno non rinuncia e poi non impianti, e poi sono previste delle sanzioni, cioè quindi è ovvio, adesso uno potrebbe, dicevo prima, una 100 ettari seminativo potrebbe dire chiedo 100 ettari, sa che quella persona i 100 ettari li deve impiantare entro 3 anni, perché rimane sempre fisso quella questione, 3 anni per impiantarle nel momento in cui viene rilasciata l'autorizzazione. Non sono in questo momento, non sono scritte le sanzioni, quindi sono ancora da stabilire. Credo che nel momento in cui vengono stabilite valgano anche per questo bando, perché così è scritto anche nella normativa. A livello nazionale siamo abituati che escono dopo le sanzioni, ma vedremo sappiate che c'è anche questo, per carità, vincolo che attenzione di non chiedere poi, è vero che sicuramente non vi verrà assegnato quello che chiedete, ma attenzione che se poi non impiantate tutta la superficie potrebbero scattare delle sanzioni. Quindi un po' questo è il panorama delle novità. Prima si parlava appunto di riduzione di impegni amministrativi, in realtà dicevo prima, noi in Veneto abbiamo con l'ospedale ridotto i tempi, veramente ridotti i tempi di rilascio delle autorizzazioni, degli stirpi, degli impianti, siamo mediamente attorno ai 30 giorni per rilasci, per l'autorizzazione all'estirpo. Forse la procedura che era un po' più lunga nei tempi
era proprio quella degli acquisti diritti. Infatti oggi l'acquisto diritti, ad esempio quelli fatti entro il 31/12, che avremmo dovuto chiudere entro il 1° marzo, non sono ancora chiusi perché purtroppo scontiamo il fatto che le regioni da dove provengono i diritti ci devono confermare che quel diritto esiste. Abbiamo ancora molti diritti su cui non abbiamo ricevuto la conferma da parte delle province, delle regioni competenti, e quindi in molti casi non abbiamo ancora rilasciato il diritto in portafoglio. Oggi con la normativa è previsto che le autorizzazioni siano rilasciate entro 90 giorni, quindi tanto vi dà tanto, insomma noi non dovremmo avere problemi se non casi particolari con di particolarità singoli. Per quei casi insomma non dovremmo superare sicuramente i 90 giorni. Ripeto, siamo mediamente anche in alcuni casi anche sotto i 30 giorni, ma insomma anche se impiegassimo ancora i 30 giorni, insomma non credo sia un risultato così malvagio. Oggi, ripeto, la possibilità che abbiamo avuto con l'implementazione informatica ci ha permesso, insomma, di ridurre e di dare delle risposte molto più veloci alle aziende agricole che hanno necessità di impiantare. Poi sappiamo, insomma, ognuno quando ha acquistato poi vuole impiantare immediatamente. Quindi i tempi, secondo me, amministrativi sono già ridotti, miglioreranno perché non c'è più il problema del trasferimento di diritti, quindi sicuramente, insomma, mediamente i tempi saranno più ridotti. Le domande purtroppo rimangono, quindi un agricoltore non può impiantare liberamente, deve continuare a fare le richieste, e questo è un po', se volete, un po' il vincolo che vi rimane. Rimane un po', qua ho fatto un po' un riepilogo che non vi sto a ripetere. L'unica cosa che vorrei far presente è che le autorizzazioni non sono trasferibili, dicevo prima. Faccio presente che però sono previste solo in caso di forza maggiore. Allora, nel caso in cui, vabbè, è morte del titolare, la condizione però, a parte questa, nel caso di forza maggiore, sono ammissibili anche i trasferimenti da un'azienda all'altra nel momento in cui l'azienda chiude. Cioè, quindi se c'è fusione o c'è scissione di un'azienda, è ovvio che quell'azienda non esiste più e quindi verranno trasferiti con i beni anche le autorizzazioni alla nuova azienda che si insedia al posto di quella, insomma, da dove provenivano. I diritti e le autorizzazioni sono in capo al conduttore, quindi a colui che ha chiesto di estirpare il vigneto, quindi rimangono in capo al soggetto, insomma, che li detiene nel momento in cui ha chiesto l'estirpo. Potrete anche trasferire i diritti, le autorizzazioni da una regione all'altra, cioè se un soggetto ha terreni in Veneto, in Friuli, verranno gestiti separatamente. In Veneto saranno gestiti come attualmente quelli in Veneto, in Friuli quelli in Friuli. Però se domani mattina decidete che quelli del Friuli siano impiantati in Veneto, lo potete fare sempre all'interno della stessa azienda, quindi per assurdo anche dalla Sicilia al Veneto. Il problema è fondamentale che ci sia appunto il cambio cioè è previsto a livello, in questo momento non è ancora stato implementato, è previsto che quel diritto che prima era stato rilasciato dalla regione Friuli o dalla regione Sicilia venga trasferito per competenza alla regione Veneto, e solo in quel momento, insomma, potrete utilizzarlo e comunicare alla fine dei lavori. Quindi c'è un sistema che andrà a generare un contenitore a livello nazionale e verranno cambiati gli attributi, quindi quegli attributi che riguardano più le caratteristiche di quel diritto, che non saranno più di competenza della regione da dove sono nate, ma nella regione in cui si vuole utilizzare. Quindi c'è da fare anche qua un passaggio, insomma, passaggio dell'esistenza del diritto e caricamento nella regione in cui si vuole impiantarlo, però è fattibile. Quindi qua si apre tutta la vicenda, insomma, della conduzione di terreni con gli estirpi, che lascia voi, insomma, la fantasia che ne avete abbastanza più di me in questo caso. Basta. Poi sulle altre cose che vi ho già detto, insomma, non vorrei, ecco, ripetermi. Io avrei finito, poi se, insomma, avete domande, non so se le lasciamo alla fine o se volete che le facciamo adesso, non so come sentite già, visto che siamo caldi su questo argomento, se volete, se avete domande, per me sono pronto, insomma, a rispondere. Io non ho trovato nel decreto nazionale, non ho trovato la priorità regionale. Quello che mi risulta è a livello nazionale
c'è questo però... In battuta ha detto che la distribuzione sarebbe a livello regionale, quindi 800 ettari alla regione Veneto, però quello che lui dice dovrebbe essere 6.500 ettari a livello nazionale. Guarda, adesso non mi ricordo se è scritto nel decreto, ma nel circolare c'è. Ok, nel circolare c'è, ma questa è da sempre, anche so che sia scritto, scritto detto nelle parole. In realtà questo è quello che anche a livello ministeriale è sempre stato detto. Non partecipa agli incontri ministeriali, però in realtà c'è stato venduto una cosa, in realtà poi ci portiamo a casa qualcosa di diverso, cioè ogni regione non vuole perdere la propria quota a favore di qualche altra regione, questa è un po' la logica. Adesso per carità la circolare già c'è scritta, però è una cosa che è un po' che gira, insomma, però c'è scritta. Un'altra cosa, pianto il vigneto con l'autorizzazione, do in affitto il terreno, l'autorizzazione sì, quindi in quel caso esattamente. Certo. Quindi cercare solo una gestirlo qualcun altro diventa di qualcun altro. Questo è il concetto. Oggi è così. Cioè non possono essere trasferiti le autorizzazioni come carta, come era prima col diritto. La carta non esiste più un documento cartaceo, quindi non viene più. Ovviamente i terreni potete farne quello che volete, insomma, cioè potete dare in affitto, le potete dare in conduzione a qualsiasi soggetto. Attenzione ovviamente sugli atti, perché poi insomma una volta che uno dà in affitto, gli affitti prevedono anche insomma, che il terreno venga rilasciato nelle stesse condizioni in cui era stato consegnato, quindi qua si potrebbe innescare tutta una serie, se non sono fatti correttamente gli atti, insomma potrebbero innescarsi tutta una serie di contenziosi insomma, tra il proprietario e l'affittuario, insomma. Però su questo credo che ne abbiamo già visti anche nel passato, casi particolari molto limitati, ma c'erano. In futuro insomma, sì, non vorrei che questo diventasse ecco, un problema che, ripeto, basta che ci siano le regole chiare, credo che sia un problema. Questo non serve proprio forte. E sulla possibilità di trasferire le autorizzazioni mi pare che ci sia anche il caso della successione anticipata. Sì. Com'è che la gestiamo questa qua? Cioè, similmente come si gestiva nei titoli PAC, da un punto di vista proprio diciamo così documentale. E poi le conversioni dei diritti da diritti a autorizzazioni sono previste totali o parziali, ovvero se io ho un diritto di 2 ettari posso chiedere la conversione di 1 ettaro che è quello che mi serve a breve e tenermi ancora come diritto la parte residua, o quando io faccio la conversione devo convertire l'intero diritto originario. L'altra cosa è sulla trasformazione che adesso dobbiamo fare sempre dei vecchi diritti prima dell'impianto in conversione. Sarà tipo un passaggio puramente amministrativo o istruttorio, nel senso cioè, simile a uno IADO per dire, per cui di fatto avremo quasi un tempo reale, o dobbiamo tararci in questo primo periodo sui 90 giorni e quindi appena apre cominciare a prenderci avanti? Allora, partendo dall'ultima, in teoria non è che abbiamo necessità nel momento in cui esiste il diritto, in teoria è solo questione insomma, di vedere la pratica e di autorizzarla, quindi ci sarà sì, un minimo di istruttori, ma sarà veramente il minimo, non sarà automatico, quindi non sarà una questione di 10 minuti, il problema è vedere che esiste la pratica e autorizzarla, cioè, dal punto di vista istruttorio insomma zero insomma l'attività da fare, quindi verrebbe da dire immediato, non so, sicuramente 90 giorni, poi è ovvio che se in quel momento arrivano 1000 domande, vabbè, di trasformazione magari impieghiamo qualche ora, qualche giorno insomma. E sulla questione, quindi insomma, io immagino immediato, qualche giorno, 5 giorni, insomma. E poi ovviamente se c'è fretta per alcuni casistiche, insomma, basta comunicarlo, insomma, non è che se c'è urgenza per impianti particolari all'ultimo momento, uno ci si dimentica di farlo il 21 luglio, fatelo, insomma, chiedete, fate presente il caso particolare.
sulla questione successione, cioè, nel momento in cui viene dimostrato, allora non sarà come i titoli, adesso non abbiamo ancora pensato, cioè, in questo caso dovrà essere dimostrato che c'è una successione anticipata con una documentazione ufficiale e verrà trasferito. Il problema è che comunque c'è una successione di un'azienda a un altro soggetto, quindi c'è la chiusura di quella posizione, viene a dire, perché se questo fa successione a un soggetto vuol dire che lui chiude la sua posizione. Sì, so. Con la PAC non è così, proprio non lo so. Noi in realtà la successione è una successione totale, non parziale, cioè non è che faccio la successione dei titoli, però magari su questo potremo anche divederne e potrebbe succedere che qualcosa venga modificato. Tenete presente che c'è discussione su questa parte dei trasferimenti, o meglio, delle fusioni, scissioni, successioni per causa di morte o no. C'è discussione a livello nazionale, a livello del Ministero, quindi io credo che su questa partita non ci sia ancora tutto chiaro. Quello che per me oggi è fondamentale, credo, così come è scritto, è che l'azienda da dove proviene quell'autorizzazione debba non esistere più, altrimenti rimane l'autorizzazione. Quindi se un soggetto, vuoi per morte, vuoi perché fa una successione anticipata, deve chiudere la propria attività. Questo è quello, ripeto, non sarà la regola, perché conoscendo come funziona poi in Italia aspettiamo qualche anno. Oggi però, così come è scritto, è questa quella che io leggo, questa è la regola. E poi mi facevi la terza, totale. Trasferimento, se trasferisci un diritto devi trasferire, cioè trasformi il diritto in autorizzazione, devi fare la trasformazione totale di quel diritto. Quindi se hai 2 ettari trasformi in autorizzazione tutti i 2 ettari. Ovviamente se hai 100 ettari trasformi tutti in autorizzazione, speriamo che non ci siano casi di 100 ettari, però magari quelli da 2 ettari ci sono, insomma. Sapete che avete 3 anni per impiantare tutti i 2 ettari. Volevo chiederti una cosa sul nuovo programma. Siccome oggi le autorizzazioni non vengono, diciamo, rilasciate, non ci avvisate, non ci avvisa quando è stata autorizzata l'impianto, l'autorizzazione. È possibile, visto che siamo in corso, fare in modo che il nuovo programma abbia questo warning? Cioè noi rilasciamo, protocolliamo le domande, poi a vostra volta ci dite guarda, è autorizzata la pratica il giorno X, noi vediamo perché sennò dobbiamo sempre andare a vedere tutte le parti. Perché all'interno dello schedario si vede che è stata autorizzata, è ovvio che voi dovete andare dentro a vedere qual è. L'altra cosa è avere una PEC e vi mandiamo la comunicazione, però avere le PEC di tutti potrebbe essere. So così, non è previsto oggi. Sì, nel senso che sia un criterio anche per noi facciamo delle pratiche e voi le vedete. Quando avete autorizzato possa partire un segnale per cui anche noi vediamo che il giorno X è stata l'autorizzazione. Sì, è una cosa che adesso effettivamente non esiste, non è che sia una cosa impossibile. Quello che magari è il problema è che esiste, che molte volte bisogna capire a chi dobbiamo dare l'informazione. Allora immagino, a me verrebbe da dire all'azienda agricola, ma magari è per chi ha fatto le pratiche, vorrebbe vedere chi l'ha fatto. Un modo per farlo è, dicevo adesso, PEC, se io avessi la PEC insomma potrei mandargli un'email dicendo guardate che abbiamo autorizzato. Diversamente è un servizio nei confronti del CA che mette a disposizione questa informazione globale, cioè nel senso oggi ne ho lavorate 10 relativamente a quella CA, danno l'informazione guarda che oggi ne ho lavorato quella di Caio, Rossi e Bianchi, insomma. Quindi immagino che insomma, questa è un'informazione diversa da quella nei confronti dell'azienda agricola. Oggi, ripeto, non c'è, sicuramente la prima cosa che devono fare è mettere a disposizione, poi mi prendo appunti insomma, su questa proposta e vediamo insomma, se riusciamo. Qualcuno qua diceva SMS, potrebbe anche essere, l'importante è avere anche i cellulari, molte volte, guardate, una delle difficoltà che abbiamo su questa anche questione di modernizzazione è riuscire a avere l'informazione delle aziende agricole. Cioè avere un cellulare, avere una PEC, che ripeto, non è che come 5 anni fa,
o 10 anni fa. Le PEC ormai ci sono di molte aziende, sicuramente per quanto riguarda le aziende strutturate di un certo punto di vista le abbiamo le PEC, non è che non ci siano. Adesso non ricordo più, però su 100.000 aziende abbiamo 40-50.000 PEC. Allora cosa vuol dire? Che le aziende più importanti hanno la PEC, non è un problema, è ovvio che ne abbiamo metà, su cui non sappiamo come comunicare. Altra cosa è il cellulare, molte volte potrebbe essere interessante, cioè mandare l'informazione via SMS, guarda che ti abbiamo autorizzato. Bisogna avere i cellulari dentro il fascicolo, non sempre ci sono i cellulari, forse neanche il telefono fisso non c'è molte volte. Vuoi perché non è stato comunicato, vuoi perché non c'è mai il tempo per caricare tutti i dati, insomma, quindi in futuro credo che dovremmo sempre più utilizzare questi sistemi di informazione, perché solo così riusciamo, insomma, a essere tempestivi sull'informazione verso le aziende agricole. Quindi vabbè, vediamo, insomma, su questo non ti garantisco a breve, però c'è già qualcosa, insomma, che parte via PEC, alcune informazioni, quindi potrebbe anche essere questa. Per le nuove autorizzazioni, le rinunce nel caso in cui ci siano, cioè l'azienda agricola che chiede una superficie per esempio di 1 ettaro e ha un'assegnazione di 4.800 metri, rinuncia, quei 4.800 metri là vengono ridistribuiti a quelli che non rinunciano o vanno in un'altra regione? Parlo per nuove autorizzazioni. Sì, allora per quelle che non vengono utilizzate è previsto che comunque siano anche recuperate per dire l'anno dopo. Adesso bisogna capire a che punto è la rinuncia, perché se la rinuncia in realtà è previsto che siano recuperate l'anno dopo, quindi l'anno dopo eventualmente nel caso in cui uno degli impianti rinunci oppure ci siano altre condizioni che adesso sono anche scritte, alcune casistiche, è previsto che l'anno dopo siano aumentate, insomma sia data la possibilità di essere utilizzate, quindi magari se sono 800 ettari l'anno dopo saranno 210 e subito 10 ettari in più perché qualcuno ha rinunciato, quindi comunque non sarebbero perse, se non subito sono avrebbero recuperate l'anno successivo. Che tempi ci sono per la rinuncia? Vi verrà comunicato, sì, entro comunque poi l'assegnazione definitiva, quindi quando vi sarà comunicato, ed è previsto così nel caso ministeriale solo nel caso in cui sia inferiore al 50%, questo è scritto dopo. Nel senso, uno chilometro mi viene assegnato quest'anno 4.000 metri, l'anno dopo magari anche 3.000 li può accumulare e andare più. Beh sì, voi avete 3 anni per impiantare, quindi potete aspettare anche il terzo anno per impiantare, poi se tutti gli anni prendete a casa 1.000, sono 1.000, 2.000, 3.000, insomma. Può dire aspetto magari l'anno sì, questo potete farlo. Quelli che rinunciano non posso più piantarli o posso No, una volta rinunciato basta. Lui diceva invece io posso accumulare accumulo in 3 anni sì. Se Se siete fortunati l'anno dopo sono a portare a casa qualcos'altro. Poi cambiano le regole, non lo so, perché questa è la prima. Il primo bando con delle regole, peraltro sono previste, così sono previste da regolamento, non è che per carità avrebbero potuto mettere delle restrizioni in realtà, però così scritte in questo modo sono il minimo previsto dal regolamento comunitario, quindi hanno previsto il minimo insomma a livello nazionale. L'anno prossimo potrebbero essere mesi dei punteggi praticamente. Se quest'anno potessero, cioè se vengono fuori problematiche, non lo so, cioè potrebbe anche essere, però in questo momento non è previsto, quindi dovrebbero comunque cambiare il decreto ministeriale, tutto è fattibile. Insomma. Io, se non avete altre domande, chiudo, lascio la parola e ringrazio a Franco. Ringraziamo il dottor Perù che è stato molto chiaro. Io ho capito 2 cose. Uno, che cambia ben poco da un punto di vista burocratico. C'è un vantaggio che le autorizzazioni saranno a titolo gratuito, però ci sono grossissimi svantaggi. C'è un'azienda, se prima aveva una volontà di crescita, lo poteva fare. Oggi questa volontà di crescita c'è, con l'1% annuo se si attinge all'autorizzazione, oppure c'è, ma complicando moltissimo il sistema di trasferimento da un'azienda all'altra. Una volta eravamo abituati di acquistare i diritti della Sicilia dalla Puglia, adesso dovremo affittare le aziende in Sicilia, espiantare, riportare su.
diventerà una cosa un po' più complessa che il dottore ha un po' illustrato tra le linee, no? Ecco. No, ma voglio dire che alla fine no, è questo, insomma, noi italiani siamo molto bravi su questo aspetto. Immagino che questo primo bando sarà un bando che, se in una settimana abbiamo già 2500 ettari, in tutta Italia ci sarà una richiesta incredibile sono a titolo gratuito e soprattutto non ci sono regole. Dall'anno prossimo sicuramente metteranno una serie di regole, di punteggi, di priorità o quant'altro, per cui magari sarà più difficile per determinate aziende accedere alle autorizzazioni. Passiamo la parola al dottor Fremolenta, vediamo se la smaterializzazione dei registri porta meno burocrazia. Buongiorno a tutti, certo che la porta, magari non subito, anche perché bisogna mantenere sti casi, vedi come fanno? Perché autenticazione fallita? Scusate, ma che quasi non si può, no, non funziona. Si fa dalla faccia. Che controlla questi meccanismi, perché uno pensa sempre di aver tutto dopo nella fretta. Se vuoi il primo giorno dello speeder, lui è già collegato. Oggi giusto. Bene, questi corretti bene il processo. Si vuol dire che è giusto. No, sono i computer della Corpo di Cultura che non boicottano il sistema ministeriale. Allora, Francesconi, vieni in aiuto. Allora. No, non riesco a capire come mai. Vedi da girare la pagina. No, non dà segni di vita, non so. Oh, scusate, un po' di suspense. Allora, parto con, anche se con un po' di suspense, col fatto di dire che la login e la prima pagina del registro dematerializzato c'è e siamo in rete, quindi a Treviso dovrebbe funzionare. Anche le operazioni le abbiamo già caricate, faremo qualche esempio, andiamo subito a vedere se c'è anche Excel, così siamo pronti per... Allora, mettiamo subito la data che vogliamo fare la giacenza, mettiamo quella di ieri che non si sa mai. Cerca. Perfetto, mi dà anche la giacenza, mi permette anche di stampare, vediamo se parte Excel. Benissimo. Adesso ovviamente lo salviamo prima di aprirlo perché non lo va in automatico. Sono automatismi che ogni volta cercheremo di far migliorare. Allora, sperimentazione di strumenti registri. Visto che siamo in casa, visto che ci conosciamo da tanto tempo, vedrò di essere
pratico. Allora, noi siamo partiti l'anno scorso su questo progetto, dato anche le batoste prese in Avepa o i successi avuti in Avepa, ho cercato di portare quello che era il modo e l'approccio Avepa nel sistema ministeriale, dove tutti noi sappiamo spesso e volentieri che facciamo molte critiche al sistema AGEA e ai loro informatici, perché spesso e volentieri producono delle cose complicate che funzionano male, che fa fatica a partire. Si è aperto anche il registro, un po' lento, sono un po' lenti un po' quelli della Coppa di Cultura, bisogna potenziare un po' i server della... Comunque ritorniamo alla nostra presentazione. Quindi abbiamo coinvolto fin da subito, quindi non abbiamo fatto, al di là di dire che tutti quanti avrebbero voluto partecipare alla sperimentazione, alla fase di sviluppo dell'applicativo. In democrazia è bello tutti partecipare, però si fa anche tanta confusione. Noi abbiamo scelto sull'indicazione della filiera vitivinicola nazionale, quindi anche per Confagricoltura Italia ci hanno assegnato delle aziende, adesso qui non le abbiamo targate perché alla fine la targa non ci interessa solo che voi sappiate che abbiamo aziende di tutta la nostra penisola, ci sono aziende del tipo Cantine Riunite SIV, MGM, la Querciavella, Umani Ronchi, Rovero, Gancia, Tasca d'Almerita, Marchesi Antinori, Frescobaldi, Castigliano Rufino, Schenk, Vinivallis, Cavit, Mionetto, Zonin, Santa Margherita. Tanto per dirvi i soggetti con cui stiamo lavorando, non tanto per la parte che andremo a vedere poi di quella che era quella parte che sarà l'applicativo che metteremo a disposizione come Ministero, perché il grosso del lavoro che noi abbiamo fatto è prendere anche delle decisioni che hanno spaccato il mondo vitivinicolo tra grandi aziende e aziende medio-piccole. Le grandi aziende generalmente sono già 20 anni che hanno degli applicativi che continuano ad aggiornare costantemente e che sono molto probabilmente anche più evoluti del sistema informatico che noi andremo a proporvi. Ma le aziende che fatturano più di 1 milione di euro di fatturato hanno anche delle esigenze di tipo organizzativo, quindi gestionale, dove l'applicativo va a gestire dall'EAD elettronico per l'esportazione, alla fatturazione, alla gestione delle attività interne all'azienda, a quelle che sono le movimentazioni. Tante volte gli applicativi sono anche connessi con la linea di imbottigliamento, con la linea di gestione delle vasche, delle temperature, quadri sinottici e tutto quanto che sono presenti in queste strutture, e quindi noi come Ministero a questo tipo di aziende abbiamo dato la possibilità di mantenere quella che era la loro interfaccia grafica, il loro layout, la loro impostazione aziendale, e determinare invece e sviluppare quella parte di software che trasmette i dati dal server, dal computer, dal disco fisso aziendale al contenitore del sistema informativo agricolo nazionale, il SIAN. Perché l'evoluzione è quello che serve per semplificare, l'ho sempre detto anche quando ero in Avepa, è quello di dire che per semplificare bisogna avere le informazioni. Se qualcuno pensava di semplificare buttando via tutta una serie di adempimenti, annullando gli adempimenti, questo tipo di semplificazione a normativa vigente non lo possiamo fare. Quello che sicuramente quindi stiamo facendo è di aver ben individuato i soggetti che operano nel settore.
Oggi, e lo dovete ben fissare in testa, oggi ci sono il 7% delle aziende vitivinicole italiane che movimentano il 93% del vino italiano, ok? Il 7% di aziende, quindi 2.500-3.000 soggetti movimentano il 93% del vino italiano. Questi 3.000 soggetti hanno già software, hanno già strumenti, hanno già più evoluti rispetto a quello che... E però a fine mese si trovavano a stampare pile o risme di carta per dimostrare, per adempiere al fatto di andare a evidenziare la stampa del registro su carta vidimata dall'ICQRF per fissare quella che era la registrazione, la movimentazione che poteva essere fatta in azienda. Domani queste aziende a fine mese, perché comunque è rimasta nell'ambito della discussione nella definizione del decreto 293 del 20 marzo 2015, è stato definito che il dato che viene trasmesso all'ICQRF, se un'azienda ha una dimensione inferiore, ha una capacità inferiore ai 1000 ettolitri, una produzione inferiore ai 1000 ettolitri, o se è dotata di un sistema informatizzato privato, ha 30 giorni per l'invio del dato della movimentazione avvenuta in cantina. Le registrazioni, salvo le deroghe che sono per i piccoli, ma poi adesso ve le riassumo e poi le andiamo a rivedere magari in maniera più strutturata nelle mail, vanno comunque fatte anche se uno ha un sistema informatizzato, con i tempi con cui avete sempre gestito i registri cartacei. Cosa fondamentale: i due sistemi, operando nella stessa base dati, quindi il nostro sistema, diciamo, chiamiamolo ministeriale, valutato che no, io posso andare a fare quella che è l'elaborazione dei prodotti e quindi quando prenderete con confidenza, no, la cosiddetta SPAB, che sarà la elaborazione di vini spumanti, no? Se voi in azienda avete già un applicativo che gestisce solo la fase di commercializzazione e imbottigliamento, quindi prende i vini finiti e da quel momento il dato entrava nei vostri applicativi e da lì dopo tutto veniva gestito informaticamente, mentre le fasi di arricchimento, di vinificazione venivano gestiti su cartaceo, domani, no, come imprenditori valuterete se continuare a farlo, solo che invece di farlo su un registro cartaceo, invece di acquistare i registri Flora di Botteon che tanto scalpita e tanto, diciamo, denigra questo progetto, non comprerete più i registri Flora e quindi purtroppo lui si troverà con una perdita abbastanza pesante dalla prima dell'utilizzazione. Non servirà più venire in ufficio a vidimare questi registri cartacei e quindi un adempimento sicuramente viene già eliminato, come per chi doveva venire, no, ad agosto di solito arrivavano le risme di carta per stampare il registro a fine mese. Potrete continuare a fare le registrazioni su questo applicativo. Abbiamo definito già quelle che sono le regole per l'accreditamento, anche in questo caso ci sarà l'invio di mail, ci sarà il titolare dell'azienda che dovrà fare una richiesta per avere le credenziali di accesso, il proprio TUA, con poi una password che viene assegnata sul sistema. Una cosa un po' più complicata invece per i web service, ma generalmente, salvo che qui adesso non vi conosco tutti, se avete già anche un sistema, un gestore informatico privato aziendale, comunque chi sarà l'addetto, c'è un manuale proprio per come far funzionare quelli che sono i web service. Pertanto io vi ripeto, in questo momento c'è un tam-tam abbastanza pesante da parte dei venditori di software. Loro fanno le loro proposte, no? Loro dicono: oggi noi abbiamo rivisto
tutto il mondo dell'applicativo che riguarda il settore vino. Il sistema nazionale chiede che tutte le registrazioni vengano informatizzate. Noi, società XYZ, vi proponiamo il pacchetto che va dal carico delle uve allo scarico delle, come si dice, delle bottiglie etichettate, quindi alla fase di commercializzazione. E magari quel software vi permette di essere un gestionale, di fare le fatture, di fare le avvie, quindi dovete essere voi imprenditori che in base alle esigenze decidere. Io come responsabile del gruppo di progetto del sistema informatizzato vi dico: i sistemi informatizzati e il sistema, diciamo, online che voi a cui potrete accedere sono interfacciabili e scaricano i dati nello stesso server. Pertanto sarete voi che dovrete decidere se continuare a fare la vinificazione sul tra virgolette cartaceo informatizzato, se fare le spumatizzazioni su un registro, diciamo, che adesso sarà su un sito internet e non più su, diciamo, sopra il tavolo, con le stesse regole, cioè le tempistiche che voi avevate per le registrazioni degli additiveti piuttosto che della vinificazione o altro sul cartaceo sono le stesse che domani, se siete un'azienda che supera i 1000 ettolitri, troverete anche qui. Quindi quello che dovrebbe maggiormente imbarazzarvi è solo l'aspetto di dire che prima ero su un sistema cartaceo che lasciavo in un cassetto e solo se qualcuno veniva a rompermi le scatole in azienda e voleva controllare le registrazioni prendeva atto di ciò, dello stato di aggiornamento e di ciò che voi avevate fatto. Domani sostanzialmente cambia quasi niente, perché la data di imputazione del dato e la data di effettuazione dell'operazione non ha un controllo, no? Quindi se io ho fatto venerdì una spumantizzazione e la registro oggi, siete voi che digitate la data. Il sistema non fa il controllo, ma guarda che tu dovevi farlo entro 24 ore da quando hai messo su l'autoclave. Ok? Quindi ha la stessa gestione. È un rischio vostro, perché se stamattina fosse venuto l'ispettore della repressione frodi, avrebbe trovato che c'è una spumanizzazione di cui avevate dato la comunicazione preventiva, ma non la trovava ancora registrata nel registro. Quindi il, tra virgolette, rischio o la criticità è la medesima. Ok? Come tutte le cose nuove, oggi fare una domanda dell'UMA informatizzata credo sia molto semplice. No? Non più? Sono da via. Però diciamo che da un po' di tempo fare una domanda non è più complicato o bisognava fare corse in giro per gli uffici. Domani, con la parte quindi di questo software ci dovrà essere sicuramente quello che è un tempo tecnico per imparare, cioè tutte le cose nuove, una macchina nuova piuttosto che uno strumento nuovo, bisogna conoscerlo per poi riuscire anche a capirlo e saperne sfruttare le potenzialità. Noi come Ministero, insomma, come gruppo del progetto, avevamo dato delle tempistiche, ci siamo presi 4 mesi perché abbiamo avuto dei ritardi rispetto al 1° di gennaio per entrare e avere il prototipo, non più il prototipo, ma avere il software pronto da pubblicare. E il Ministero e il gabinetto del Ministro hanno deciso che dovevamo partire e ha dato dei tempi molto stretti, perché vorrebbe che dal 30 di giugno iniziasse l'obbligatorietà della tenuta nei registri informatizzati, quindi avete 3 mesi
sostanzialmente Vinitaly diventerà il momento in cui ci saranno, no, i venditori di software che vi sommergeranno di volantini e vi diranno i miracoli che potranno fare i loro applicativi. Quello che vi dico è di avere, quindi stiamo facendo questi interventi proprio per farvi capire quali sono le possibilità. Credo che su questo aspetto di poter fare le registrazioni in modo disgiunto, quelli che devono vendere un software non lo evidenzieranno molto, noi invece per parte nostra ve lo diciamo in modo tale che poi voi siate sereni nella vostra valutazione. A noi andrà bene sia che facciate tutto sul software sia tutto sul nostro applicativo. Se eravate abituati a fare, chi è responsabile che è materialmente fa le registrazioni, a confidenza con, poi vedremo delle schermate, con ciò che va indicato e ciò che va riportato. Ci sono naturalmente come gruppo di lavoro avevamo un canovaccio abbastanza rigido, cioè abbiamo un regolamento comunitario che ci imponeva di fare determinate registrazioni. Quello che deve essere chiaro è che le stesse regole con cui si gestivano i registri cartacei sono state portate nell'ambito dei registri informatizzati e quindi tutte quelle che adesso magari qualcuno sta dicendo ma ci costringerete a fare un sacco di registrazioni in più rispetto a prima. Per una parte è vero, però è anche vero che poi cercherò di farvi vedere degli esempi. Una volta che io ho generato la mia serie di articoli all'interno dell'applicativo, con dei tasti andrò a richiamare quelli che sono i prodotti che un'azienda del nostro territorio farà una quindicina di articoli, ripeto, salvo che non sia una grossa cartina che magari però avrà già un applicativo. Nel nostro caso sarà un'azienda che ha 3-4 mila in meno di 1000 ettolitri e quindi con una decina di articoli ha già fatto quello che è il suo, le sue registrazioni, e di volta in volta, anno per anno, non servirà più che vada a imputare determinati attributi se non quelli che sono cambiati di annata per annata e che poi, ecco, voi, perché ogni singola azienda avrà le sue peculiarità, dovrà avere l'accortezza e l'attenzione di gestire correttamente. Quindi questo per dirvi, adesso ormai le date arriviamo a fine marzo, l'applicativo sarà completo con tutte le operazioni, comprese la certificazione, compresa la distillazione, proprio perché l'applicativo non servirà solo per gestire le cantine che producono vino, ma serve per gestire tutto quello che è il mondo dei prodotti vitivinicoli, quindi compresi gli aceti di vino, compresi le bevande aromatizzate, tutto quanto. Questo è solo uno schema per farvi vedere che questi soggetti, queste aziende che avevate prima in elenco, negli ultimi fino all'11 febbraio, da dicembre, avevano mandato tutta una serie di pacchetti di dati che erano già stati lavorati e naturalmente loro, quando c'erano i problemi, ci hanno già evidenziato quelle che erano le criticità, e ad oggi possiamo dire che è sempre uno strumento che è nuovo e quindi che ha tutta una serie ancora di vizi, e quindi come struttura ministeriale stiamo formando anche i nostri ispettori, perché nella prima fase non sia fatta una fase repressiva, ma sia fatta una fase proprio di insegnamento, di informazione, di informativa a tutti gli operatori che gioco forza ci dovranno chiamare, utilizzeranno quelli che sono gli help desk per mandarci i quesiti, perché comunque è un sistema che va imparato. Detto questo, e quindi riprendiamo quelle che, al di là di quelle che sono quello che è il decreto e quindi i soggetti obbligati, che quindi tutti quelli che
detengono prodotti vitivinicoli sono obbligati a tenere il registro, salvo il caso particolare che poi vediamo, compresi coloro i quali fanno attività per conto terzi e i titolari di stabilimento che imbottigliano l'aceto, produzione e imbottigliamento di aceto, di vino. Andremo a vedere poi l'eccezione dell'aceto balsamico e altre cose. Sono esentati i titolari di stabilimenti enologici di capacità complessiva, quindi se uno ha più di 50 ettolitri di capacità e non lo vende direttamente come vendita diretta nell'agricoltura piuttosto che nella frasca che ha in azienda, dichiarata e comunque legittimata, può fare a meno di tenere i registri, e questo farà solamente la dichiarazione di produzione e la dichiarazione di giacenza. Questi tipi di aziende sono tipiche della zona dell'Alto Adige, nell'ambito del Triveneto, dove ci sono queste micro aziende che hanno anche l'agriturismo e che quel 20-30 ettolitri che si producono in azienda lo vendono anche direttamente durante i propri commissari. Gli esercenti attività di commercio all'ingrosso di prodotti vitivinicoli confezionati, quindi chi commercia e in questo caso rientrano anche tutti coloro che si fanno fare contolavorazione, quindi io ho il mio vigneto, prendo però la mia uva, la metto in contolavorazione a un'azienda vitivinicola, l'azienda vitivinicola mi fa tutte le lavorazioni e mi restituisce le scatole con le bottiglie etichettate e in ordine, io le porto nel mio punto vendita aziendale, non ho l'obbligo di tenere un registro. Dovrò tenere però tutta la documentazione, il contratto di contolavorazione e delle bolle di movimentazione dei prodotti per evidenziare comunque quelle che sono le transazioni, la tracciabilità del prodotto, ma cosa già nota. Coloro che detengono in luoghi diversi dagli stabilimenti, dei depositi, dagli acetifici, prodotti viticoli, tra i quali vitivinicoli, senza porre in essere alcuna trasformazione o manipolazione, per utilizzarli come ingredienti. Quindi se io ho un pastificio e ne aggiungo del pastificio piuttosto che un forno e faccio i miei prodotti da forno e ne aggiungo il prosecco piuttosto che il vino torcolato e altro, quella materia, quel prodotto vitivinicolo che io ho come ingrediente lo posso ricevere in azienda, lo gestirò sempre attraverso la documentazione di consegna, bolle e fatture e non sono obbligato alla tenuta dei registri, perché quello non verrà trasformato ma verrà solo quindi trasformato ai sensi del regolamento 436, ma verrà utilizzato come ingrediente in un prodotto della mia azienda. Abbiamo chiarito che gli spedizionieri, quindi chi fa groupage, non dovrà tenere i registri presso la piattaforma, ma saranno le singole aziende che dovranno gestire le spedizioni e i carichi e gli scarichi e le movimentazioni nel registro aziendale. I soggetti che effettuano attività di ricerca e sperimentazione. I rivenditori del minuto di piccoli quantitativi, no? Quindi compresi il vostro concentrato e il vostro concentrato rettificato, e quelli di bevande da consumare esclusivamente sul posto. Gli operatori viticoltori non vinificatori, per esempio tutto il sistema Verona, che ha solo la messa in riposo delle uve per preparare le uve appassite, questi gestiranno solamente quello che è la documentazione legata, se è uva propria naturalmente avrà quello che è la dichiarazione potenziale, la dichiarazione che farà la Sicuria per gestire quello che è il fruttaio, nel caso il prodotto sia dopo, comunque anche delle indicazioni e delle giustificazioni per detenere le uve non ad hoc, e quindi sono esentati.
e i soggetti che non dispongono di stabilimenti che tengono presso i propri depositi per la successiva rivendita in rosso, che è sempre il discorso dei depositi di prodotto finito. Quindi, come oggi, ogni stabilimento che ha un ICQRF avrà un proprio registro. Quando voi comincerete a ottenere dei credenziali, appena vi loggerete al sistema SIAN, vi farà ci sarà una prima schermata in cui voi visualizzerete tutti i codici ICQRF abbinati al vostro codice fiscale. No? Quindi abbiamo recuperato tutta quella che era il dato storico che è presente nei nostri database e li metteremo a disposizione, primo per fare ordine e eventualmente anche pulizia. Vi rappresento già fin d'ora che abbiamo visto che l'ICQRF ha avuto un passaggio di gestione dei sistemi nel 2003 e tutti i codici ICQRF ante 2003 li ritroverete purtroppo nella schermata che vi sarà presentata se voi avete già aperto o chiuso degli stabilimenti prima del 2003, perché non essendo informatizzata quella fase comunque si è trascinata tutte le decodifiche e quindi anche lì abbiamo previsto un automatismo. C'è già una comunicazione dove voi potrete appoggiare anche la dichiarazione con cui la struttura, quel codice ICQRF è cessato e dovrete dichiarare che non ci sono più registri aperti, perché è l'altro aspetto che dovevate eventualmente registri DOCO di IT piuttosto che DOCO ancora con la numerazione di quel sito produttivo, perché naturalmente quando è cessato uno stabilimento, se ci sono questo tipo di documenti vanno consegnati con un verbale all'ICQRF per la distruzione. Ok? Quindi se troverete, vi renderete conto che avete ancora magari a casa della documentazione riferita a stabilimenti che avete cessato, non succede niente, dovrete recarvi presso l'ICQRF con gli eventuali DOCO che avevate ancora magari trattenuto insieme ai registri della cartellina, perché quei documenti vanno consegnati e distrutti. Ok? Nel caso invece ci sia piena corrispondenza, abbinerete al vostro codice fiscale quello che è il sito per cui dovrete tenere le registrazioni e automaticamente si aprirà questa prima schermata dove voi avrete, vediamo se adesso è caduta, no, confermiamo la ditta, diremo che siamo un'azienda piccolina sotto i 1000 ettolitri. Ci conferma che va tutto bene, entreremo dentro in quella che sarà le prime schermate che voi dovrete compilare, che sono le anagrafiche. Come detto, i sistemi sono 2 e possono essere utilizzati anche contestualmente. Non necessariamente dovete scegliere se tenere tutto nel sistema SIAN o nel sistema informatico privato, perché i dati vengono scaricati tutti nella stessa banca dati. Quello che dovrete fare attenzione è di fare delle scelte precise, perché non va fatto il misto mare, non si può fare, cioè se io ottengo la commercializzazione sull'informatizzato e dopo vado a fare delle registrazioni sul sistema SIAN, potrei creare delle duplicazioni o degli errori che però sono stati generati da una mia impropria registrazione. Sappiate che nel sistema informatizzato fino a 30 giorni dalla data di
effettuazione dell'operazione, il dato può essere modificato. Se io lo faccio prima di 30 giorni, quella riga verrà completamente cancellata, è come se voi non l'aveste registrato. Nel caso in cui si superano i 30 giorni dalla data di registrazione, e questo succederà anche nei vostri applicativi, è come se nei vecchi registri si tirasse sopra la classica riga, no? Che comunque doveva lasciare visibile quella che era stata la scrittura, e poi si procede con una nuova registrazione che dovrà andare eventualmente a modificare anche a cascata anche eventuali altri errori conseguenti a questa modifica che era stata fatta e di cui vi siete accorti sperando prima dei 30 giorni o dopo i 30 giorni. Se succede prima, la riga viene cancellata e quindi si ha una modifica o una cancellazione fisica del dato. Invece nel momento in cui mi accorgo dopo i 30 giorni, comunque posso effettuare la modifica della registrazione, solo che diventerà una modifica logica, il che significa che la stringa, la riga di registrazione rimane, però viene evidenziata perché è stata modificata. Ok? Bene. I termini di registrazione li abbiamo già detti. Quello che è importante e sicuramente per chi ha in azienda meno di 1000 ettolitri, che significa che io posso produrre 5000 quintali di uva, però se vinifico meno di 1000 ettolitri io posso beneficiare, visto che fate delle foto, dopo le slide noi le lasciamo verranno messi online. Perfetto, e quindi ve le scaricate direttamente da qui, visto che l'abbiamo comunque anche questa presentazione l'abbiamo pubblicata, quindi ve la potete tenere e anche tenere come traccia. Quindi diversamente dall'esenzione di quelle aziendine micro che erano capacità di 50 ettolitri, in questo caso è registrazioni con la stessa regola del dato fiscale, quindi del deposito fiscale, che se uno nei 3 anni precedenti ha fatto meno di 1000 ettolitri vale la dichiarazione di dire che ha prodotto meno di 1000 ettolitri, ha questa serie di benefici di poter effettuare le registrazioni a 30 giorni, no? Dalla loro effettuazione, compresi gli arricchimenti, gli arricchimenti fatti però con la dichiarazione preventiva, quindi dove c'è una comunicazione, dove quella fatta 48 ore prima dell'effettuazione dell'arricchimento mi permette di poter andare a fare tutte le mie, quindi di far salvo il periodo di raccolta delle uve e di pigiatura, che è particolarmente gravoso per le piccole aziende che magari non sono dotate di manodopera o comunque di segreterie per poter gestire eventualmente quelle che sono le registrazioni. È stata data questa possibilità. Ulteriore possibilità è data per quelle aziende che vinificano solo uve proprie, dove il carico delle uve, che deve essere fatto per singolo carico consegnato e quindi per singola partita IVA, codice fiscale che vi consegna le uve giorno per giorno. Nel caso di vinificazione sotto i 1000 ettolitri con sole uve proprie potete fare avete Prosecco, Aglerata, Prosecco, avete del Merlot, avete dello Chardonnay. Questo con 3 registrazioni potete registrare a fine mese, quindi a fine settembre, tutto quello che è il prodotto che avete incantinato in azienda, ok? Però solo per questa tipologia di aziende. Vi è un'ulteriore possibilità, però io Luca non l'ho mai vista in 8 anni, dove le aziende che vinificano e che non imbottigliano, quindi che non fanno operazioni, elaborazioni e operazioni di cantina,
possono utilizzare il retro della dichiarazione di produzione, quindi quante righe sono? 25 righe, 25-30 righe. Chi fa meno di 25 operazioni in cantina potrebbe anche produrre 5.000 ettolitri di vino, no? Fa tutto glera atto a prosecco, e con 5 registrazioni, carico delle uve, vinificazione, pigiatura, svinatura e quello che è da BNF si passa al vino, quindi con 5-6 operazioni lui potrebbe, no, essere esentato dalla tenuta dei registri, e però deve tenere questo registro nel retro della dichiarazione di produzione. Questa è una regola che però c'è da 22 anni, ok? Però io non ho mai visto nessuno, perché generalmente la acidificazione, piuttosto che il trattamento col carbone, piuttosto che quello che è un arricchimento, viene fatto soprattutto sul tipo di uve che vi dicevo, e quindi magari è una scelta che non è stata mai utilizzata, ma dovete sapere che, no, magari domani avete specializzato le vostre aziende, sappiate che c'è questa possibilità. Naturalmente il prodotto non va a vino, va venduto sfuso, perché l'imbottigliamento è una pratica enologica, e la stessa pratica enologica prescrive anche conseguentemente la tenuta dei registri. Ok? Andiamo a vedere le modalità online. Quindi c'è una parte dove bisognerà logarsi, quindi verrà associato quello che è al codice fiscale del titolare dell'azienda un ID e una password. Con quell'ID e quella password ci sarà la possibilità di accedere a due sistemi. Uno che è di prova, dove quelle che sono le registrazioni che voi andate a fare possono essere proprio come degli esercizi, potete vedere come funziona il sistema, e non hanno nessuna validità per quelle che sono le registrazioni, perché quelle invece che saranno considerate valide, quindi che risponderanno e solveranno a quelle che sono le prescrizioni normative, saranno solo le registrazioni sull'ambiente non di test, quindi di pre-esercizio, ma il registro ufficiale. Pertanto tutti voi che dal 1° di aprile avrete la possibilità di richiedere la password, vi troverete con questi due ambienti in cui potrete operare. Ricordatevi che nell'ambiente di esercizio, chiamato proprio esercizio per andare a capire come funziona il meccanismo, mentre quello ufficiale, nel momento in cui registrate e passano i 30 giorni, sappiate che quello diventa il registro come quello che tenete vidimato in azienda. Stesse condizioni. E altra parte simpatica naturalmente di tutto questo giochetto dell'informatizzazione è che quei dati potranno essere aggregati a livello nazionale, e quindi capire cosa sta succedendo nel sistema vitivinicolo. Vabbè, queste sono le operazioni, dopo adesso questo lo vediamo in pratica, questo lo vediamo dopo automaticamente, tramite quello invece il sistema web service. Nel sistema di scambio tramite web service la trasmissione dei dati non prevede un intervento umano, quindi si arrangia l'applicativo. Quando avrete, vi aggiorneranno gli applicativi che avete già in azienda, salvo, ripeto, che se fossero degli applicativi che hanno richiesto una ristrutturazione di quella che era la gestione dell'informazione finalizzata all'invio al SIAN, voi dovreste trovare le stesse maschere, no, che siete abituati a utilizzare quotidianamente in azienda, in quanto ci sarà poi un automatismo che
insieme ai vostri consulenti informatici deciderete di inviare a 30 giorni, a 20 giorni o quando deciderete, o a ogni aggiornamento, no, ad esempio ci sono delle aziende che mi hanno detto ma noi abbiamo già tutto quanto informatizzato, ci arrivano i dati ufficiali dalla linea di bottigliamento, possiamo no, entro 48 ore inviare i dati. Io ho detto, le scelte con cui inviare i dati è vostra. Vale la regola che vale è questa: nel momento in cui io invio il dato ho sempre 30 giorni per la cancellazione di quel dato e ho invece dal 31esimo la possibilità della modifica del dato. Ok? Come oggi gestite i registri e gli apparati informatici, questa naturalmente come ufficio frodi non la vediamo come opportunità per l'azienda per non fare sbagli e per verificare. Quello che invece potrebbe essere e configurarsi ritardo o omissione come frode, come lo contestiamo oggi, verrà contestato domani. Non cambia molto. Quello che noi ci aspettiamo come gruppo di lavoro è che i prodotti a denominazioni o le forti tensioni che certe volte ci sono sui prodotti vitivinicoli, sul vino, che quando superano determinati prezzi magicamente c'erano da qualche zone che partivano fermentazioni e quindi sul mercato venivano subito recapitate magari quella decina di cisterne che riportava il prezzo al di sotto di certe soglie. Il prezzo dovrebbe essere correlato effettivamente all'uva prodotta, all'uva presa in carico al 15 di ottobre e poi alla successiva verificazione e quindi correlato alla domanda, cercando di andare a togliere non più quelle situazioni dell'altezza dei caratteri delle bottiglie, che ahimè comunque qualche ispettore continuerà a fare, ma andare a prevenire quel fatto di dire che in una campagna vendemmiale si dica che è scarsa e che si dica che c'erano 41-42 milioni di vino, e mentre poi con la dichiarazione di produzione si è emerso che è vero, vino feccioso, non vino pulito, ma sono comparsi 4-5 milioni di ettolitri in più di vino, che sostanzialmente ci ha fatto anche un po' prendere in giro a livello nazionale, perché ci hanno detto no, fate tante belle previsioni, tanti belli articoli dei assoenologi, dell'associazione e tutti, e poi invece il dato ufficiale del Ministero, e quindi ufficiale per suo modo di gestione, svala completamente quelle che sono le previsioni, come che non ci fosse una connessione tra il vigneto e il vino che poi dopo viene veicolato. Semplificazione, prima diceva il Presidente. La semplificazione significativa molto probabilmente non la visualizzerete, non la otterrete in azienda con il registro informatizzato. Quello che è l'impegno del gruppo di lavoro è, chiusa o comunque arrivati a questa prima scadenza che è la consegna dell'applicativo e quindi l'ottenimento di una banca dati informatizzata con una decodifica univoca del vino, perché voi quando andrete a utilizzare l'applicativo non andrete a digitare nulla salvo le quantità, perché nel momento in cui andrete a richiamare un prodotto ci saranno i codici a 14 cifre piuttosto che le menzioni, piuttosto che le vigne, che sono però comunque tutti dati precaricati, quindi nessuno andrà a scrivere Galera, Alta, Prosecco, Riserva, piuttosto che Supero, piuttosto che, perché comunque tutte queste voci sono descritte in maniera univoca e corrisponderanno a un codice univoco. Questa decodifica, questo sforzo che è stato fatto a livello nazionale, permetterà
immediatamente dopo di andare a gestire quello che è la dichiarazione di produzione, gestire e quindi poter fare come in tante domande PAC, andare a acquisire da delle banche dati quelle che sono le informazioni. Dopo Vinitaly, prima non riesco a incontrarmi con Furegon, abbiamo già, rientrando da Roma, detto con il direttore Stella che cercheremo di fare in modo che nel Veneto, dove l'informatizzazione del vigneto è spinta, dove diciamo quasi tutto è ormai informatizzato, a fare in modo che l'applicativo AVEPA vada a prendersi i dati dell'uva prodotta per singola azienda, per singola CUA, direttamente dal registro SIAM, e quindi io automaticamente mi porto nel mio quadro dichiarazione produzione uva i dati che sono già stati implementati e registrati attraverso o il web service o attraverso l'utilizzo dell'applicativo. L'altra, e vedremo in che tempo riusciremo a svilupparla, ma spero, ripeto, prima della vendemmia, di andare a dematerializzare l'MVV, quindi fare l'MVV elettronico, in modo tale che non dovrete più fare il fax, non dovrete più andare a firmare in comune i modelli e non li dovrete più inviare agli ODC, perché il dato, una volta caricato e gestito attraverso questa procedura informatica, verrà reso disponibile non solo al sistema di controlli, al Ministero, ma verrà reso anche disponibile all'ODC, in modo tale che l'auspicio è quindi di ridurre quegli adempimenti, quei 70 giorni che devono essere utilizzati per le pratiche, almeno 4-5, se non di più 10, cerchiamo di tirarli via con queste diciamo effettive semplificazioni, perché non saranno tanto nella gestione e imputazione dei dati di cantina, ma degli adempimenti che sono a corollario. Nel corso del 2017 o comunque immediatamente dopo, io spero di riuscire a proporre che il sistema gestisca e sviluppare, quindi non solo come proposta che la faccio già o che è già nota a livello nazionale, ma di andare anche a informatizzare quelle che sono poi gli elementi che interessano di più al sistema Veneto, le dichiarazioni di sfumatizzazione e le dichiarazioni di arricchimento, perché alla fine poi diventano dei moduli che troverete nel SIAN, e i dati potranno essere già ripresi da quello che è il registro. Visto che ve l'ho smenata per tanto tempo, andiamo a vedere questo benedetto registro, vediamo se adesso mi lascia, ricarichiamo la pagina. La prima operazione, quindi vedete che c'è questa layout che sarà comunque comune a tutti quanti. Hanno individuato l'azienda stabilimento, ogni azienda e ogni deposito avrà la propria anagrafica, e per anagrafica quindi devono essere indicati quelli che sono i clienti fornitori. Questo dovrà essere caricato una volta sola, l'utilizzo della prima volta dell'applicativo potrà essere fatto anche attraverso l'utilizzo, un acquisisci i soggetti, quindi con un file Excel che può essere precaricato. Il limite in questo momento del file Excel è che posso tirare su 100 record massimo alla volta, e questa anagrafica effettivamente è in più rispetto al registro cartaceo, ma saranno questi dati che ci permetteranno poi di gestire in maniera automatizzata la compilazione dei quadri destinatario fornitore del nostro MVV elettronico. Poi abbiamo l'anagrafica delle vigne. Il Veneto, non avendo delle vigne, queste non sono le vigne dell'azienda, sono le indicazioni di vigna che possono essere rivendicate in etichetta. Il Veneto non ha
un registro delle vigne, non lo ha mai pubblicato, e pertanto il Veneto questa maschera, ad esempio, salvo che non abbiate vigneti in Friuli, in Trentino o da altre parti, non dovrà essere compilato, o la compilerete nel caso in cui dovesse essere pubblicato questo registro, perché sono le vigne, i toponimi, quelli che sono però riconosciuti nel registro regionale. I vasi binari, anche qui cerco di fare chiarezza, non verranno indicati perché ci sarà una gestione dei prodotti di giacenza per vaso binario, ma sapete che nel momento in cui devo fare un arricchimento, devo fare la richiesta di prelievo per la certificazione, devo indicare il vaso binario, e siccome nelle maschere io non posso andare a digitare nulla, ma dovrò richiamare dei quadri, io devo aver precedentemente popolato una tabella, e queste tabelle non le possiamo caricare per caricare noi come Ministero, ma dovranno essere, la prima volta che vi loggerete, andare a aggiornare. Io vi consiglio di caricare tutti quelli che sono i vasi binari che avete in azienda, perché così non vi troverete nel giorno in cui dovete fare la registrazione che vi dice non vi visualizza la cisterna 24, perché se non l'avete caricata non ve la fa mostrare. Abbiamo gestito anche lì, adesso ci sono delle domande, i vasi binari. Nel caso abbiate delle baricche, dei tonneau in azienda, quindi sapete che i vasi binari vanno dichiarati quelli sopra i 10 ettolitri. Nel caso delle baricche potete creare dei gruppi omogenei dove avete dentro la stessa partita di prodotto e raggruppare mettendo assieme 10 baricche piuttosto, e fare il vostro vaso binario in legno da 22,5 ettolitri. Ok? Per esempio qua, questo abbiamo messo che sono, vi fate le descrizioni che così saprete poi identificarlo. Abbiamo dato un codice che può essere le lettere, quello che siete abituati a gestire in cantina, perché questo il codice è quello che usate generalmente e con cui avete già confidenza in cantina. Questa tabella è vuota e la dovete riempire voi con gli attributi. E in questo caso io avevo messo una descrizione, massa da 10 baricche da 2,25 e quindi mi dà 22,5 ettolitri, come fosse un vaso binario unico. Nel momento in cui ho l'operazione, la prima operazione che nel passaggio che farete sia nell'online sia in quello ufficiale, dovrete, e quindi ci sarà un giorno che se voi utilizzate questo applicativo e quindi avete i registri cartacei, perché nel caso di registri informatizzati lo farà in automatico, sarà la prima operazione che l'informatico vi farà fare, bisogna fare la giacenza iniziale. Quindi sarà un'operazione di caricamento, dovrà essere fatta una volta sola all'inizio, e quindi in questo caso bisogna sempre mettere la data, il numero dell'operazione sarà, e anche qui vi verrà data un'indicazione che proprio per poter incolonnare o comunque gestire e impilare correttamente le singole righe, bisogna mettere la data e il numero dell'operazione come se fosse la riga del registro. Oggi bisogna digitarla, domani il sistema, una volta che metto la data, vi farà visualizzare il primo numero non utilizzato di quella giornata. Ok? Quindi sarà già dovrebbe essere già precompilato. Una volta fatto questo, vado a prendermi il mio prodotto che ho. Nel momento in cui carico il prodotto già esistente, quindi quando vi dicevo che io devo fare lo sforzo di caricare gli attributi dei vini che ho in giacenza, la prima volta che carico quel prodotto, perché in tutte le altre situazioni lui me li ripresenta. Andiamo a prenderci, qui naturalmente siamo in giacenza iniziale, quindi trovate tutti i prodotti vitivinicoli che io posso avere in giacenza in cantina, quindi dal tratto neutro
all'acido malico piuttosto che agli spumanti, e quindi sia bottiglie che sfusi, vado a prendermi il mio vino, mi faccio il mio cerca prodotto e mi dà l'elenco, no? Mi dà sempre un elenco. Adesso qui andremo a ottimizzare quella che è la gestione delle righe in modo tale che possa essere più gestibile e quindi anche più fruibile il sistema. Io con sempre un sistema molto, molto semplice mi leggo il mio prodotto e mi compila tutti quelli che sono gli attributi, no? Che sono adesso, vi prego di non prendere paura, perché le maschere che noi vi abbiamo reso disponibili sono maschere che devono permettere di inserire tutti gli attributi che può avere un vino, ok? Da Brunello di Montalcino, vigna stella, con la gradazione, l'annata e tutto quanto, no? Con la menzione, perché no, ad esempio qui per dire, vi dicevo prima, le menzioni le trovate già, quelle che potete utilizzare su un vino, le trovate già qua: l'abbazia, affinato in legno, affiliato classico, fermentato, Garibaldi dolce. Questo naturalmente abbiamo messo tutte quelle che sono presenti nell'allegato al regolamento comunitario, quindi le chiappe in barrique, l'occhio di pernice, il recotto, riserva e tutti quindi gli attributi, perché su quel mio vino bianco, ad esempio, che sono andato a riprendermi, posso, in questo caso le menzioni non le posso utilizzare perché è un vino bianco e quindi solo le DOP e le GP possono affreggiarsi delle menzioni. Questo quadro lo dovrei cancellare, ma il meccanismo che dovrei fare per andare a sistemare quelle che sono le schermate sarebbe più complicato rispetto a dirvi: prendiate confidenza, perché una volta capito com'è il funzionamento, tutte le schermate le troverete su ogni operazione, e voi andrete a compilarvi quelle che sono la zona vitivinicola. Vedete che sono già, che non dovrete digitare nulla, le trovate già quelle che sono le possibilità, le trovate già con la doppia dicitura. Poi anche qua, se sono uve estere, ci sono già tutti gli stati da cui possono provenire, la provenienza di quelle che sono invece le obbligatorietà delle uve nell'ambito UE, extra UE, quindi quello che viene poi riportata in etichetta. Per il vino e la stragrande maggioranza dei prodotti che faremo e che registrerete, dovrete compilare la zona viticola e la provenienza, che sarà Italia. Vi è la parte legata all'elenco di tutte le pratiche enologiche, quindi sono tutte, no? Dalla denaturazione con solfato di ferro per le vinacce, piuttosto che per le fece che vanno poi ridistribuite in azienda, passando naturalmente per il prodotto che è già arricchito e quindi che avrà il codice 1, anche se voi trovate e sapete che l'arricchimento può essere fatto in 3 modalità diverse, e quindi ci sarà arricchito mediante concentrazione parziale, osmosi inversa, concentrazione a freddo, o il prodotto è stato arricchito. Quello che vi interessa a voi è che poi il prodotto arricchito avrà, se è della medesima tipologia, una giacenza unica, quindi non sarà distinto tra arricchito con MCL e arricchito per osmosi inversa. E la stessa cosa per l'acidificazione e per gli altri aspetti. L'indicazione, ove previsto, dell'alcol effettivo. Questi sono parametri facoltativi che voi potete mettere o omettere, una volta che è individuato e che sia un prodotto che può essere messo in un vaso, quindi che è sfuso e che posso mettere in un vaso binario, vi si apre anche
la scheda dell'individuazione. Questa naturalmente nella giacenza iniziale, salvo che i prodotti non siano in fase di certificazione, salvo quindi tutte quelle che sono le situazioni in cui deve essere indicato il vaso binario, quindi se è un prodotto denaturato, se c'è un discorso di un succo d'uva all'interno della cantina, quindi queste eccezioni che però sono cose già che dovreste conoscere. Io vado a riprendermi il mio vaso binario, lo carico con, mi pare che non ho messo il quantitativo di prodotto, vedete, metti i 1000 litri e carico i miei 1000 ettolitri con le stesse indicazioni precedenti, metto il vaso all'eccezione del vaso binario. Non è permesso inserire il giacente iniziale in prodotto già presente in giacenza. Vabbè, e allora adesso questa è dopo un'eccezione che anch'io devo fare pratica. Però quello che adesso al di là di questa situazione che va solo preso in considerazione eventualmente nel momento in cui io abbia già detto, perché come ho preso bastava facesse il carico invece di fare la giacenza iniziale, perché mi dice che non funziona, perché sto facendo la giacenza quando ho già lo stesso prodotto in carico e avrei dovuto farlo a inizio della registrazione. Quindi utilizzo come fattore positivo questa videata rossa. Il sistema alcuni controlli li fa, però è un sistema che non vi dà degli indirizzi, vi guida, ma se voi sbagliate a caricare gli attributi di un prodotto non viene fuori questa cosa rossa, ok? Anzi vi dice: guardate che quel prodotto c'è già, tu lo hai già caricato, se dovevi caricarlo lo dovevi fare 2 o 3 mesi fa quando hai fatto la prima giacenza, va bene? Quello che comunque vi permetteremo e vi renderemo disponibile, adesso cercheremo di fare anche delle schermate che siano anche personalizzabili, però non per il 1° di aprile ma prossimamente. Quello che voi avete e che quindi quello che in azienda sia nell'ambiente di esercizio in quello ufficiale, ci sarà già la possibilità di visualizzare su un file Excel, quindi su un foglio dove voi vi stampate, lo date a chi è in cantina, all'enologa, dove lui può controllare quelli che sono gli articoli, i prodotti che sono e che risultano giacenzi, vi fa visualizzare quella che è stata la movimentazione, quindi potete fare dei controlli. Carta, che prima sulla carta magari era un po' più difficile gestire, perché questo file Excel naturalmente poi in maniera anche con un minimo di conoscenza del sistema vi permette di fare anche le vostre lavorazioni in azienda senza che necessariamente vi sia necessario acquistare un software. Io ripeto, non voglio dire che fa i miracoli, però abbiamo aggiunto delle possibilità che l'informatica ci concede in maniera banale, e poi sarete voi con la vostra conoscenza, con la vostra flessibilità, che eventualmente andrete a sfruttare quelle che sono le informazioni che comunque l'applicativo vi mette a disposizione. Io, se non avete, perché sulle tabelle di decodifica, sul fatto di dire che quegli aspetti da informatico li lasciamo fare ai tecnici, quello che vi dico è che c'è un sito in cui potrete scrivere le vostre domande. L'ufficio di Conegliano con Artico e con Fregolent sono quelli che hanno sviluppato l'applicativo, quindi qualcosa riusciremo a dirvi, quindi siamo a disposizione. Cercate di fare uno sforzo di andarvi a scaricare quelli che sono i documenti li abbiamo fatti in maniera
di facile lettura con degli esempi, in modo tale che tutta una serie di problemi o difficoltà iniziali vi possono essere, diciamo, assolte tramite questo manuale. Sono tante pagine, però l'abbiamo strutturato per schede, e quindi se uno fa solo la vinificazione e l'imbottigliamento avrà solamente 30 pagine da andarsi a vedere. Sono pagine molto, ripeto, leggere, con esempi e quindi anche facili da visualizzare. Quello, ribadisco che le regole che conoscevate, che i consulenti vi dicevano che per i registri cartacei valgono anche per questo strumento. Non è altro che la trasformazione, con qualche agevolazione, della trasformazione da carta a database informatico che permetterà, una volta che parte, di andare a gestire e semplificare, o diciamo a gestire a video tutti quegli adempimenti che oggi vi richiedono: fai il fax, compila manualmente, invia, vai in comune, cioè quella parte che è veramente quella più pesante sarà a corollario del registro, e cercheremo sicuramente per prima della vendemmia di quest'anno di andare a dematerializzare l'MVV, anche perché Sicuria lo ha già dematerializzato, altri software house hanno già sviluppato e lo hanno reso disponibile come servizio. Noi non possiamo prescindere da quel tipo di informazione, pertanto ci stiamo impegnando per rendervi disponibile questo servizio, che sarà dopo Vinitaly. Incontreremo anche tutti gli ODC, proprio per andare poi a lavorare in maniera sinergica, perché quel dato dell'MVV o del registro possa essere estrapolato direttamente dagli ODC, in modo tale che anche le operazioni di certificazione e di controllo vengano snellite, quindi anche possibilmente quelli che sono i costi, perché attualmente con il fax che voi inviate, quel dato di quel fax e di quel video va comunque preso da una persona e digitato nell'applicativo degli ODC. Io spero di essere stato esaustivo, ma comunque se non avete ancora fame ci sono qua per le domande, per quello che posso rispondere. Grazie. Volevo chiedere una cosa. Io già 2 o 3 anni che praticamente faccio registri informatici, ma il programma mio, essendo diverso da quello, perché è un programma fatto in casa, devo usare questo, non è che posso praticamente stampare con il mio programma ad esempio in PDF e mandarvelo a voi, devo trasformare il mio e che sia automatico, che vada inserito nel vostro. Allora, salvo che le sue conoscenze o le modalità con cui ha sviluppato l'applicativo in azienda, che sia un access, che sia qualcosa, abbia la possibilità di fare questi invii secondo i tracciati che abbiamo definito e quindi web service che abbiamo, che a breve pubblicheremo per tutti, quello che è il suo registro interno diventa l'ambiente di pre-esercizio. Una volta che lei dice queste sono effettivamente le registrazioni che ho fatto, devo andare a imputare i dati sul sistema online. Se è un'azienda che produce più di 1000 ettolitri, lo dovrebbe fare secondo la tempistica dei registri cartacei. Se ha meno di 1000 ettolitri lo può fare a 30 giorni dall'operazione. Quindi purtroppo quel tipo di applicativi che non sono né carne né pesce purtroppo dovranno essere abbandonati, a meno che non vengano utilizzati come masterino interno. Però ripeto, valutate bene, avete 3 mesi di tempo per andare a simulare vinificazioni, cioè sull'ambiente di test potete fare le vinificazioni anche oggi, caricare le uve, quindi sono dati fittizi, non è che siccome siamo al 15 di marzo allora non posso più caricare le uve perché mi impedisce, cioè voi potrete caricare, fare la vinificazione, prendere confidenza con lo strumento e capire
come gestirlo. E quell'eccezione che veniva data del sistema informatizzato, che permetteva, anche se diciamo un software sviluppato in azienda, di fare la stampa su minimate e quindi di assolvere comunque all'adempimento dei 30 giorni, con questo obbligo di inviare data al SIAN, o è in grado di inviarli, altrimenti le strade sono due: ridigita i dati all'interno di questo applicativo che siamo reso disponibile dal MIPAF, o si deve dotare di un applicativo più o meno complesso, perché ripeto, saranno messe a disposizione sia il software della multinazionale informatica che permette di, ad esempio, Mionetto ha sviluppato un applicativo dove i tedeschi vogliono vedere cosa fa il direttore, quanto si sposta, perché gli ha messo su un microchip sulla giacca e quindi vogliono controllare tutto. Naturalmente il nostro applicativo questa cosa non fa, cioè nel senso che dobbiamo essere ben consapevoli che in base alle esigenze che avete nella gestione, se avete personale, se avete dipendenti, un applicativo può anche essere funzionale poi a più attività, non solo alla mera registrazione dei movimenti dei prodotti vitivinicoli. Sì? Volevo chiedere questo applicativo del SIAN, io le varie movimentazioni posso anche stamparmele? Vi ho fatto vedere che sto parlando con un foglio Excel, mi diceva, no? Sì. C'è questo col foglio Excel, o altrimenti le ho fatto vedere questa per non farle. Io posso andare a vedere anche la gestione delle operazioni che io ho fatto. Mi dice che vuole sempre la data, ma io vado a vedere questo. Io posso andarmi a vedere l'8 del 3 ho fatto queste operazioni, no? Perché aspetti, indietro è dalla, sì, perché è dal al, mi fa, quindi dall'8 del 3 io le operazioni che ho fatto sono queste tre, ok? Per video posso anche stamparle? Ah beh, certo. Sì? Diceva che se un'azienda dà in conto lavorazione l'uva e gli viene restituito il vino imbottigliato, non è tenuto alla tenuta appunto dei registri telematici. Se questa azienda però, a questa azienda viene restituito oltre che l'imbottigliato anche del vino sfuso che vende a dei privati, vale la stessa cosa? Cioè non è tenuto ai registri telematici? Oppure se è come punto vendita di vendita, quindi di piccolo distributore, e quindi non è cantina ma è negozio, fino a 50 ettolitri di prodotto giacente non ha l'obbligo del tenuto dei registri. Nel momento in cui però sia un'azienda agricola e ha dello sfuso e ha del prodotto confezionato, deve tenere il registro. Ok, grazie. Cioè, quindi deve avere la natura fisica, la natura giuridica di come viene venduto quel prodotto. Se lo fa come azienda agricola, detiene in azienda con la stessa posizione fiscale un prodotto sfuso, detiene un prodotto vitivinicolo, deve avere un codice ICQRF e quindi deve tenere i registri. Se invece quel punto di vendita ha una partita IVA a sé stante e si rappresenta come punto vendita, diciamo, ma con la sua unitarietà giuridica, identificazione giuridica, lei ha le agevolazioni di piccolo punto vendita e fino a 50 ettolitri di sfuso giacente non ha l'obbligo di tenere i registri, ma solo gli scontrini e i documenti di consegna del vino sfuso da parte dell'azienda. Scusami, però alcune aziende possono avere anche il punto vendita, cioè essere azienda agricola con punto vendita.
se ha una partita IVA per conto suo può essere gestito e quindi che è a sé stante. Solo partite deve essere... Sì, se il punto vendita dell'azienda agricola che fa vendita diretta ma è all'interno della stessa posizione fiscale, quindi il regime fiscale è quello dell'azienda agricola, se io ho dello sfuso devo avere anche la tenuta dei registri, che però andrò a gestire solamente i carichi e le scarichi, no, perché a questo punto ci saranno le scariche a fine mese dei corrispettivi, li faccio come vendita a privati e faccio la gestione con una registrazione unica che faccio a fine mese. Ripeto, con le stesse, questi stessi vincoli e le stesse regole del registro cartaceo. Altre? L'ufficio sapete dov'è, i numeri bene o male li avete, altrimenti attraverso la vostra organizzazione vi contattate, mi fate avere, e nel giro se volete e avete dubbi nella fase, diciamo, in cui cominciate a prendere confidenza con lo strumento, siamo qua, faremo sicuramente altri interventi e piuttosto di rimanere qui dubbi fatevi sentire. Va bene? Grazie. Ringraziamo i nostri relatori perché sono stati molto precisi e puntuali su due argomenti molto importanti e ringraziamo anche per la loro disponibilità per il prossimo futuro. Grazie a tutti voi che ci conoscete. Grazie a voi.